E oltre a questo, insomma, le 2 guardie del corpo di Osama Bin Laden, abbiamo detto, il kamikaze che era già arrivato a Roma. E poi la valigetta o la borsa o il portafoglio, immaginate quello che volete, con 55.000 erotti euro, che è partito da Fiumicino, da Roma, è arrivato a Islamabad e ha finanziato un attentato terroristico in Pakistan che ha causato la morte di 100 persone e il ferimento di altre 200. Quindi questi qua hanno fatto delle cose, ne progettavano delle altre, la lunga carriera. Allora faccio la guardia del corpo di Osama Bin Laden, poi progetto e eseguo un attentato che uccide 100 persone in Pakistan e poi progetto un attentato in Vaticano. Tutto questo finché la polizia, grazie a questa indagine sui permessi di soggiorno, che è durata 10 anni l'indagine. 10 anni di indagini, quindi è dal 2005 che sono in ballo su sta roba. Quindi fa specie che Angelino Alfano dica non ci sono tracce di minacce attuali terroristiche in Italia. Ancora di più quando Angelino Alfano ha smentito il fatto che, e non solo lui, però ha smentito il fatto che sui barconi arrivassero dei terroristi, quando invece c'è stato proprio oggi l'arresto, quello eclatante che troverete sulla stampa italiana, quello di Abdelmahid Tui, che è un personaggio che ha fatto parte del gruppo di fuoco che ha fatto la strage del Museo del Bardo in Tunisia, dove sono morti peraltro 4 italiani, ed è stato arrestato a Gaggiano, proprio vicino Milano, e quindi stiamo parlando di un qualcosa di estremamente vicino anche semplicemente alla voce di chi vi sta parlando e magari anche alla posizione in cui vi trovate voi in questo momento, se siete in automobile o se vivete nelle vicinanze di Milano. E questi sono soltanto così modi per farvi capire, se è possibile senza allarmarvi, ma trattando il pubblico come un maggiorenne, che un pericolo c'è, è reale ed attuale. E se non bastassero queste qui, mi tocca anche ricordare tutte quelle volte che anche relativamente alla strage di Charlie Hebdo si è visto come la trama del terrorismo islamico passasse proprio da Milano, da Viale Jenner, dalla moschea di Viale Jenner più volte attenzionata, ma anche dagli arresti di Brescia, che fanno parte di quella poi dorsale balcanica di reclutamento, perché sono 2 filoni, uno quello terroristico e l'altro è quello di reclutamento. Quello di reclutamento che dicevo passa proprio dal Friuli Venezia Giulia, attraverso i Balcani e poi arriva tramite la Turchia a entrare proprio nelle file del califfato. Allora, una piccolissima parentesi, perché un ascoltatore ce l'ha richiesto: per il 2 per 1000 alla Lega il codice è D13, sì. D13. Domodossola 13, sì, scusate, hanno tirato via il foglio ma noi ormai lo ricordiamo a memoria. Sì, scusateci. Comunque il quadro è molto chiaro. C'è il collegamento, oggi si è creato il collegamento concreto, non serviva la laurea ad Harvard per stabilirlo, tra scafismo, immigrazione clandestina, barconi e terrorismo, nel senso, oggi è innegabile. 170.000 persone sono arrivate, altre 2.000 ne sono annegate, e fra questi è innegabile che ci possa essere 1, 2, 10, 100, 1000, quante persone terroristi o potenziali terroristi, perché fanno anche operazioni di reclutamento. E poi dall'altro lato è la stampa italiana che minimizza, dice presunti terroristi avrebbero forse probabilmente progettato degli attentati a casa loro, senza specificare che c'è una cifra, una valigetta che parte e fa esplodere delle bombe con 100 morti e 200 feriti. Quindi direi a questo punto possiamo anche... Sì, io volevo fare una domanda, prendo le linee, sì, perché volevo strutturarla così a questo punto, questa puntata che di per sé è un po' speciale, perché un po' speciali sono le notizie che vi stiamo dando, in questo modo qui. Nella finale cercheremo di interpellare qualcuno che ci capisce da dentro di mondo islamico e se tutto va bene avremo in onda con noi Magdi Allam, e quindi cerchiamo di fare una parte, diciamo, da addetti ai lavori che può arricchirci anche come conoscenza. Ma prima mi piacerebbe sentire le opinioni, le impressioni di chi ci ascolta su una teoria che si sta dipanando in maniera abbastanza chiara secondo me, ma vorrei sentire la vostra, ossia che c'è un tacito accordo, e quindi se è un tacito accordo non è una vera e propria trattativa stipulata alla Mecca tra esponenti dello Stato italiano e terroristi, come si può immaginare in un film, ma è un tacito accordo per cui l'Italia viene lasciata come base logistica dove fare i viaggi, da cui partire per fare i viaggi e finanziare le cose, dove fare i documenti falsi. Come negli anni '80 era così. Esatto, sulla tradizione di quello che si faceva negli anni '80 con l'OLP, sì, per esatto, intrecciarci
in una tradizione di politica estera che è riconosciuta ormai voi non rompete all'Italia. le scatole qui, non fate tentati qui, però noi non vi diamo troppa noia sulla logistica. Esatto, state qui, fate quello che volete, basta che non ci rompete le scatole, non fate esplodere la gente. Infatti c'è la teoria, forse un po' complottistica, che tanti attentati e stragi siano avvenute come rappresaglia nei confronti di questo atteggiamento assolutamente accondiscendente, dei due forni che avevano sì, i governi della Prima Repubblica, che adesso troverebbe un'attuazione più moderna appunto in questo tacito accordo con il fondamentalismo, per cui voi usate la base logistica, non rompete le balle, noi non ve le rompiamo troppo, salvo ovviamente quando c'è una persona eclatante come Abdelmajid Touhi, che non puoi non arrestarla stando a questa teoria, perché è uno del gruppo di fuoco del Museo del Bardo e quindi devi consegnarlo alle autorità, perché ha fatto una strage che ha avuto una rilevanza mediatica straordinaria. Questa è un po' la teoria, non ha basi d'appoggio concrete purtroppo, perché non, a differenza della trattativa Stato-mafia, che se vuoi ha degli elementi oggettivi che poi vanno più o meno arbitrariamente collegati, questa è un orientamento che è difficile da cogliere in modo più concreto. Però volevo sentire se voi condividete questa impressione oppure se la rigettate. C'è un aspetto a Londra, nel Regno Unito ad esempio, fanno un arresto al giorno di media di terroristi, cioè Cameron è preoccupatissimo, se leggete i giornali magari non proprio quelli a maggior tiratura, ad esempio sul Foglio ieri c'era un articolo riguardo al fatto che in Inghilterra, no, sabato forse, comunque in Regno Unito vengono arrestati un terrorista al giorno di media. Rendetevi conto cosa vuol dire? Cioè, ogni anno a 365 giorni andare a arrestare in media un terrorista al giorno. Ecco qua invece in Italia quanti ne vengono arrestati? Sì, ci sono le espulsioni random, tipo dopo la strage di Parigi Alfano ha fatto 21 espulsioni, tra cui persone che magari erano in effetti collegate a gruppi estremisti, altri che magari erano estremisti da tastiera, nel senso, quindi non erano pericolosi socialmente se non culturalmente. Qualcuno ha ricevuto anche sostegno alla difesa di qualche testata giornalistica che dicevano ma non ha fatto niente e allora siamo tutti terroristi, perché basta dire che non ti piace quella cosa lì e allora automaticamente. Quindi espulsioni un po', diciamo, non dico alla cannona, però... Vi abbiamo dato un po' di spunti, a me interesserebbe capire qual è la percezione che avete dell'orientamento che in Italia c'è nei confronti di un problema che oggi emerge tutto attuale. Adesso voglio proprio sentire anche la vostra parte voce. della stampa, insomma, allarghiamo il discorso. Pronto? Sono in diretta? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao Paolo Venezia. Ciao Paolo. Ciao, senti, no, io la mia impressione è quella che è stata detta anche precedentemente da altri ascoltatori, che qui sicuramente c'è una base, abbiamo un governo che è compiacente, che favorisce tantissimo queste persone qua, e probabilmente adesso Salvini diceva speriamo andare a elezione, sì, d'accordo, e magari anche non le vincerà lui, nella speranza magari che le vinciamo noi, però è lì che poi cominceranno i guai, perché poi daranno anche la colpa al governo che c'è. Sì, tu guardi molto avanti, se Salvini poi vincesse le elezioni e interrompesse questa tradizione, sarebbe un'arma di ricatto addirittura. No, un'arma di ricatto, è che praticamente è così, no? Perché allora quando ci sono i governi di centrodestra, quando ci sono stati i governi della Lega, comunque si è costruito, io di questo sono convintissimo, si è costruito, e questi disfano, ma non solo disfano, ma creano anche tantissimi guai, problemi. Poi quando perdono le elezioni, perché l'alternativa è fisiologica, vengono fuori tutti i problemi, e questo qua sarà sicuramente un problema, perché non avendo un governo compiacente magari proveremo a fermarli, proveremo a indagare di più, e questi metteranno la bombetta di qua o di là, speriamo di no. Grazie mille Paolo, governo compiacente e il fatto che insomma ci sono anche due pesi due misure addirittura con il governo che c'è al momento in carica. Prendiamo un'altra telefonata, la domanda è: qual è il vostro orientamento, come sentite che lo Stato italiano sta gestendo quella che è una vera e propria presenza di reti stratificate terroristiche legate all'estremismo islamico nel nostro paese? Pronto? Pronto, ciao, sono Marco da Milano. Ciao Marco. Posso? Certo. Tu hai detto come sta gestendo queste cose qua, mi permetti? Certo. La cazzo dai cane. Ecco. Entriamo nel merito. Entriamo nel merito, ascoltami.
È chiaro che c'è qualcosa di strano, perché come mi dicevi tu prima, no? Se addirittura il Guardian, scusa, ha evidenziato che sono indagini, quelle su Olbia, che durano da 10 anni, no? E c'è qualcosa di strano, chiaramente, perché cioè, tu impieghi 10 anni per capire che quella è una cellula terroristica, no? E poi risolvi nel giro di qualche mese il fatto di, come si dice, di beccare a Gaggiano questo tizio. Vuol dire che tu sai che ci sono. Vuol dire che tu sai che ci sono, questo qui magari era troppo evidente. Esatto, grazie Marco, scusa, ti dobbiamo tagliare un po' brutalmente, ma abbiamo da mandare la pubblicità. Questo era proprio evidentissimo. Sì, a tra poco, scusate, dopo la pubblicità. Leggi qui, Golf con Tech Sound Pack da 16.900 euro. E siamo tornati in diretta. Sì. Stavamo guardando qualche aggiornamento di questa ultima notizia. Ricordiamo che nell'attentato a questo museo del Bardo sono morti 3 piemontesi e un lombardo, quindi è una cosa che ci riguarda da vicino e da vicinissimo. Anche un'altra cosa che cercheremo di darvi conto, questo necessariamente nei prossimi giorni, io vorrei anche vedere bene i dettagli di questo arresto, perché se è stato arrestato, non credo sia stato arrestato così, l'abbiamo trovato così a un controllo stradale. A quanto pare c'erano stati problemi sul passaporto della madre. La madre aveva denunciato lo smarrimento sul passaporto e da lì non si capisce. E da lì seguendo la madre hanno trovato il figlio, può essere? Molto probabile, ha denunciato lo smarrimento del passaporto e da lì non si capisce cosa si sia innescato. Vabbè, in ogni caso sapevano o lo sospettavano che il figlio fosse. Sì, certo, sicuramente la casa era attenzionata, la casa dei genitori, ecco, visto che è stato beccato dentro lì, quindi prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, come si chiama? Allora, io mi chiamo Giovanni da Salerno, quindi io voglio dire questo, che dobbiamo chiudere le frontiere, ma anche con i fucili, diciamo, se c'è bisogno, perché questi vengono qua, sono peggio dei nazisti che ci vogliono uccidere. Senza se senza ma, dobbiamo. Grazie Giovanni, insomma bisogna chiudere e respingere alle frontiere. Secondo te, insomma, una tenuta stagna di questo paese è la soluzione che può portarci, diciamo così, a non dovervi dare queste notizie? Un Anonymous ci scrive: ovvio che c'è un tacito accordo con politici invertebrati come i nostri che se la fanno sotto, si ama un tiro di peto dalle coste libiche, se non ci fosse l'accordo ci avrebbero come minimo fatto saltare il Colosseo, dice, insomma, anche vedendo il fatto che non c'è ancora stato un attentato, quindi si rafforza. E contiamo che ce ne sono stati a Sydney, Londra, Spagna, insomma, alla fine Francia, manca la Germania e l'Italia, ecco, i principali paesi, e la Grecia, ecco.
Prendiamo Certo. un'altra telefonata. La domanda che ci stiamo ponendo non ha una risposta scientifica, perché purtroppo si fonda su una teoria che a Radio Padania abbiamo più volte ospitato e di cui vogliamo tracciare oggi la consistenza nelle vostre impressioni, più che in qualche elemento oggettivo che è difficile sempre indiziare o porre. E la teoria è questa: sostanzialmente il governo italiano ha da anni un tacito accordo con queste organizzazioni estremistiche del mondo arabo, per cui voi usate l'Italia come base logistica, avallando anche, diciamo, la collaborazione delle strutture criminali, delle mafie italiane, che spesso vengono tirate in ballo nelle inchieste sulla contraffazione di documenti e quant'altro. La usate come base logistica, noi non vi riempiamo troppo le balle, e però non fate attentati in Italia. Questa è, diciamo, la teoria detta in parole poverissime. Voi come la pensate? Questa teoria vi convince? Ne avete altre? Qual è la vostra percezione anche di pericolo attuale che vivete? Pronto? Pronto, buonasera a tutti, sono Piero da Torino. Ciao Piero. Il dubbio mi è venuto, cioè me l'avete messo voi adesso, ma l'ultimo messaggio che avete mandato è quello che sto pensando anch'io. Se noi pensiamo che 20 o 30 anni fa, quando la sorella di Agnelli è diventata ministro degli esteri, che importava le arance a Torino al supermercato, cioè meglio ai grandi mercati, arrivavano le cassette dal Marocco, poi le veniva sostituita la parte esterna, perché di sicuro l'avranno detto: voi comprate le macchine italiane, noi compriamo le vostre arance. E effettivamente già da Prodi, che ci ha venduti all'Europa, veramente questo dubbio che voi mi avete messo in testa adesso, e vi ringrazio, mi fate ragionare, mi dà proprio l'impressione che sia così, cioè noi siamo in mano a dei disgraziati, non nel senso handicappati, sono proprio una banda di figli di buona donna, perché effettivamente basterebbe cominciare a riaprire quei centri, io ti metto dentro, ti faccio pubblicità, tu arrivi con i documenti, ti prendo le impronte digitali, lì fin quando io non so di che nazione sei, e poi allora vedo. Sono giustamente i vari magistrati come li mettono fuori, ecco perché siamo nella cacca. Grazie ragazzi. Piero. Grazie mille a te, Piero. In Australia hanno un'isola apposita, Sì, che è un'isola noleggiata, terrificante, no, è un'isola estera. Loro, i clandestini, siccome hanno una politica di ingressi zero clandestini, cioè loro, c'è il comandante, esatto, c'è il comandante in capo che ha fatto il video e ha detto: se vieni qui illegalmente sappi che l'Australia non sarà mai casa tua, cioè noi ti prendiamo, ti mettiamo su questa isola estera, tra le altre cose, affittata, e li lasciano lì come rifugiati. Non è una bella isola, quindi è chiaro che uno è disincentivato al massimo. Certo. Ecco, poi un'altra cosa che invece, tornando a quello che è il sospetto che si è insinuato anche nell'ultimo ascoltatore, ossia che quel teorema che abbiamo ospitato tante volte anche è, diciamo, ha dei testimonial, se possiamo usare questo termine, addetti ai lavori, Michele Simbilo, Slavo, e che in qualche modo abbiamo sentito più volte, ma anche lo stesso Paolo Sensini, insomma tutti coloro che noi interpelliamo come esperti hanno confortato questa tesi. Ecco, forse si spiega anche perché la stampa italiana non dà allarme, perché ha il compito di tener buona la situazione e non creare allarme sociale su una questione che viene percepita dal governo come un qualcosa che viene gestito, mentre la stampa estera è molto preoccupata, ed è quello che sta succedendo anche oggi. Può essere un indizio in più. Ricordiamo il fatto che fosse arrivato in Italia su una nave per migranti è proprio messo maiuscolo dalle testate, e viene comunque riportato nell'articolo in maniera allarmistica, cioè stanno dicendo questi pazzi fanno arrivare dei terroristi con i migranti, cioè che senso ha Schengen se poi hai le frontiere aperte? Vabbè, ci sono tanti altri articoli molto interessanti, ad esempio questo della marina tedesca che ha avuto ordine, le due navi nel Mediterraneo, Essen e Berlin, hanno avuto l'ordine di affondare tutti i barconi dopo aver soccorso i migranti, quindi in questo modo non vengono restituiti i barconi vengono immediatamente affondati, quindi soccorri e affondi immediatamente. Quello è un bel nome per soccorri e affonda. Soccorre e affonda. La nuova operazione. Esatto, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Mimmo da Genova. Ciao Mimmo, come stai? Bene, tu? Bene, cosa ne pensi di questa cosa? Io penso che sia di fondamentale
abolire la legge Belli e rifare una legge in modo da poter portare i soldi alle casse dell'Inps. Grazie mille Mimmo, assolutamente meno terroristi e più prostitute, direi che è un ottimo slogan elettorale. E se avete, diciamo, fate l'amore, non fate la guerra. Vedi che alla fine siamo noi, siamo noi. Mettiamo una bella canzone dei Beatles, altro che costola della sinistra, qua siamo costola di situazionismo. Ma se volete andare a firmare il referendum per abrogare la legge Merlin, perdonate la parentesi, è attivo un numero 0266 234 234 che vi spiega come, dove e quando andare a firmare nei vostri comuni. Quindi 0266 234 234. Ora chiudiamo la parentesi, torniamo invece sul terrorismo e qual è secondo voi l'orientamento che questo governo ha nei confronti del terrorismo. C'è un tacito accordo? Non c'è? Se c'è, in che termini secondo voi è stipulato? Oppure qual è la vostra opinione a riguardo? Al governo ci sono o ci fanno? Ma chi può dirlo, infatti? Ecco. Pronto? Pronto, ciao ragazzi, dal Veneto, Treviso, Antonello. Ciao Antonello. Benvenuto. Ti dico la mia impressione che si basa sulla mia esperienza di vita. Vai. Per me qui c'è un governo occulto del nostro e per estensione del paese europeo, perché qui stanno accadendo delle cose di cui io penso che alcuni nostri che sono in carica come ministri o anche che lo sono stati e che adesso sono morti, pace all'anima loro, siano stati parte di quel governo occulto e di conseguenza legiferano, sbattono in prima pagina argomenti che a loro fa comodo per nascondere altri argomenti. Non a caso, guardate adesso, la faccenda delle pensioni, tutti si stanno pentendo. Come mai? Grazie mille al nostro amico Antonello. Intanto invece più adeso al nostro argomento è il messaggio di Enrico che dice è un fatto acclarato che quando le nostre truppe vanno all'estero nelle missioni di pace pagano le bande locali per non essere attaccate, e in effetti la negoziazione, anche quando ci sono gli ostaggi italiani, è un po' il marchio di fabbrica da sempre della politica estera italiana, e se vale all'estero non vedo perché non debba valere anche nella sicurezza interna. Sì, e infatti l'alleato americano non è che sia proprio felicissimo di questo nostro atteggiamento, anche perché quando dai 1 milione, 2 milioni di euro a un'associazione o un'organizzazione terroristica, questi qua comprano gli esplosivi, comprano le armi, cioè certamente non ci comprano il BMW o il Porsche Carrera con quei soldi. Li utilizzano per le finalità dell'associazione, ecco, che non sono proprio volontariato in ospedale, ecco, non è quello. Però ti dico, questa cosa è certamente discutibile, ma quella che a me dà più rabbia, e non so se magari la dà anche agli ascoltatori, è il fatto che il pubblico in Italia viene trattato come un minorenne, perché se ci fosse questo tipo di atteggiamento in maniera chiara, in maniera perfetta, no? Si dicesse la situazione è sotto controllo perché i nostri servizi hanno idea di dove sono tutti i personaggi pericolosi in Italia, e il pubblico verrebbe trattato, il pubblico italiano, in maniera normale. Abbiamo qui una bella ADN Kronos, una bella notizia fresca. Alfano ha dichiarato che l'Italia non merita Salvini, così il ministro dell'Interno Angelino Alfano, parlando a margine di un convegno, risponde al leader leghista che aveva chiesto le sue dimissioni per la vicenda del presunto terrorista, presuntissimo terrorista, più presunto che mai terrorista marocchino legato all'attentato del Museo del Bardo di Tunisi. Stai tranquillo che è presunto, in verità è un galantuomo. Esatto. È un errore giudiziario, è Enzo Tortora del chedismo. Diamo un'altra ma l'Italia non merita Salvini, ma guarda che merita Alfano. Ma infatti io da Radio Padania Libera sono anche d'accordo. L'Italia non merita Salvini, e sono d'accordissimo. Merita Alfano, tenetevelo. Assolutamente. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, parlo da Treviso, sono Antonietta. Ciao Antonietta. È chiaro limpido stamattina che in Arca letto, infatti, c'è una registrazione, non so se sia stato un giudice o chi altro, insomma, che diceva che noi non abbiamo mai avuto, vi spiegate perché, diceva, non ci sono mai stati attentati terroristici in Italia? È grazie a questo governo che accoglie tutti questi clandestini, che lui non ha detto la parola clandestini la dico io, tutte queste persone che sono trattate bene e sono, diremmo,
ossequiate, ecco, dal governo italiano, ed è per questo che noi non abbiamo mai avuto attentati qua. E poi tra l'altro diceva, in merito a vari messaggi che sono arrivati su YouTube, non so, diceva che queste persone dovrebbero farsi curare, che sono problemi loro, se hanno questa fissazione di questi terroristi che potrebbero entrare in Italia. Esatto, quindi noi siamo paranoici. Esatto, Okay, grazie. siamo una massa di paranoici fino ad oggi. Oggi ha detto no, non siete paranoici. No, come l'Italia non merita Salvini. L'Italia non merita Salvini, Figurati ma Radio voi siete Padania. pazzi, Figurati Radio Padania. Ma tu 170.000. Ma sì, cantaci su, dai. Un gruppo che si chiama Gli Hotel del Latte Neutrale. Sì, Neutral Milk Hotel, non mi stupiare così, un gruppo che piace a tante persone. Sì, va bene, però il tradotto in italiano è Hotel del Latte Neutrale. Sì, Hotel Latte Neutrale, ti dispiace? No, dico solo che suona un po' meno. Ti piace il latte acido? No, dico, suona... latte neutro è meglio. Suona un po' meno fico, detto in italiano. Se io ti dico erano i Neutral Milk Hotel, ma così tutto, ma così tutto. Se io dico erano i Latte Neutrale Hotel, tu pensi, albergo. Esatto, ma cioè, come tu sei il conductor, mentre invece sei il conducente. Sì. Esatto. Hai anche la patente? Allora, io sono conducente kamikaze, perché qui andiamo avanti con la nostra teoria, stiamo sfrugugliando i vostri animi a seconda di una questione che oggi è emersa in tutta la sua gravità, perché hanno arrestato in Italia, vicino Milano, nel comune di Gaggiano, uno degli attentatori del Museo del Bardo.
Ma c'è qualcuno di Gaggiano all'ascolto? Se c'è qualcuno di Gaggiano all'ascolto deve assolutamente chiamare allo 0266203529, ripeto 0266203529, così ci racconta com'è Gaggiano, cioè ci sono terroristi, gente con i Kalashnikov per le strade, cerchiamo nuovo califfato di Gaggiano, 9.000 abitanti, vediamo se ce n'è almeno uno all'ascolto, magari anche di un comune limitrofo, ecco, che ci dà notizie di Gaggiano, mentre quello che vi stavamo chiedendo è qual è la vostra percezione di come si comporta questo Stato con i terroristi. C'è secondo voi un tacito accordo per cui si lascia fare la logistica in Italia in cambio di non attentati? Questa è una delle teorie che vedo riscuote un certo successo. Abbiamo anche degli SMS a riguardo. Un amico ci scrive, si chiama Massimo, dice: l'Italia è sempre stato un vassallo degli Stati Uniti in tutte le sue decisioni politiche e militari, quindi se esiste questo tacito accordo è comunque con il consenso americano. Invece forse questo orientamento è la parte della politica estera italiana che ha sempre fatto un po' arrabbiare gli Stati Uniti proprio per questa sua ambiguità di fondo. Sì, ma cos'era anche le ultime due che abbiamo salvato dalle grinfie siriane, gli unici ostaggi nella storia della memoria, quantomeno della memoria di questo paese, che sono tornate più grasse di quando erano partite, cioè veramente hanno avuto una prigionia, direi un pochino, diciamo, almeno dal punto di vista culinario piacevole. Poi magari sgradevole, hanno detto che erano trattate bene, mi pare, però non è che erano trattate bene, sì. Sono tornate particolarmente. Peraltro una della provincia di Varese, quindi sì, abbiamo anche di casa nostra. Intanto Gian da Brescia dice: allora il governo è complice degli atti terroristici, 3 punti esclamativo, e come diceva Zavattini, come fai a dire di no a 3 punti esclamativi? Esatto. Certo che è complice, Gian. 2+2. Poi abbiamo altri amici che ci scrivono anonimamente ricordandoci che in Inghilterra ci sono 20 milioni di islamici, l'Eurabia è servita. E poi abbiamo Giusi che dice: fate ascoltare quello che dice il prefetto Morcone e sentirete che fa capire appunto questo fatto, appunto di questa teoria. Cercheremo di approfondire, grazie Giusi. E adesso Piero da Varese invece dice: adesso che hanno arrestato un terrorista aspettiamoci dunque un attentato di ritorsione? Speriamo di no, se questa teoria è vera, comunque sia, speriamo di no. Ma secondo te Alfano si dimette se c'è un attentato? Guarda, sai quello che si dice sempre, io non auguro, ma figurati l'attentato. No, ma lascia perdere, già adesso, no? Quello che si dice sempre, sì. In un paese normale Alfano si sarebbe dimesso, l'ho detto prima anche sarebbe dato fuoco, non sarebbe dimesso, cioè, ormai anche dice una cosa e succede il contrario, o poi ti sfiga oppure evidentemente non è proprio il mestiere tuo, cioè io mi sarei dato fuoco, nel senso figurato del termine, mi pare ovvio. Anche in un paese anormale si dimetterebbe il ministro. Anche in un paese, non so, una Bulgaria negli anni... A Bananistan si dimetterebbe. Va bene, abbiamo delle telefonate in attesa, ne prendiamo una. Pronto? Ciao ragazzi, Baraggia. Ciao Baraggia, come stai? Bene, grazie. Io vi chiedo perdono perché ho infranto la regola dei 15 giorni, però ieri è successa una cosa gravissima. Questa sera noi avremo il consiglio comunale, io consigliere di maggioranza, mi presenterò con il lutto a braccio perché ieri è morta la sovranità territoriale del comune di Curzio, ma credo che questa cosa valga per tutti i comuni italiani. Allora, a insaputa del comune, quindi dell'amministrazione, a insaputa del comandante dei carabinieri, a insaputa del comandante della polizia locale, ad Curzio sono arrivati 6 profughi. La cosa clamorosa che sono all'interno della proprietà immobiliare degli ex sindaci comunisti di Curzio, che hanno governato il paese dal 1990 al 2004, che potrei scrivere un libro sulle porcate che hanno fatto, dalla prima all'ultima, a cominciare dalla ragioniera che rubava 5.000 euro al mese e non si accorgevano. Questo vuol dire che noi comuni ci troviamo clandestini contro la nostra volontà territoriale. Il sindaco è il governo praticamente, quindi è pubblico ufficiale, è diciamo così responsabile della sicurezza. Grazie Baraggia, grazie mille. Una lotta quindi in consiglio comunale, abbiamo capito che i 6 profughi, speriamo che di quei 6 non ce ne sia 1, 2, 3 o 4, 5 o 6 diciamo che abbiano fatto le guardie del corpo di Bin Laden, ecco, perché mi sembra, speriamo siano 6 fioristi, esatto, 6 medici, 6
sei simpaticone, sei comici, sei comici, magi, dello Zelig di Peshawar. Esatto, sei attore, sei comparsi di teatro. So. Comunque, nota del redattore, apriamo e chiudiamo la parentesi su quanto detto riguardo alla ragioneria del comune di cui faceva riferimento Baraggia. Noi non abbiamo elementi in questo senso, è una telefonata a filo diretto, e quindi se quello che ha detto sulla ragioniera, che insomma aveva infranto qualche legge, è vero, insomma, o meno, se ne prende ogni responsabilità il nostro amico che ci ha chiamato. E andiamo avanti noi invece con le telefonate, perché a noi non piace subire attentati, ma neanche prenderci delle querele. È un po' di quelle cose che cerchiamo di evitare quando possibile. Quindi andiamo avanti a parlare di terrorismo. Ancora qualche telefonata. Pronto? Sì, pronto. Ciao, come ti chiami? Lino da Fermo. Ciao Lino. Niente, volevo dire che tutti i dibattiti televisivi nei quali si parla di immigrazione, eccetera, no? Noi dovremmo, secondo me, chi per la Lega dovrebbe rispondere soltanto che a noi fa paura e non vogliamo accettare, perché non lo vogliamo, accettare questa invasione. È un'invasione vera e propria, che ha solo in piccola parte aspetti umanitari, cioè sfuggono. In realtà è una fuga per raggiungere un Eldorado che in effetti non esiste. Bravissimo, infatti noi vediamo le nostre periferie come sono ridotte adesso, soprattutto dalle grandi città, Milano eccetera, con un degrado spaventoso dovuto alla presenza di questi nulla facenti. Proprio. Grazie, ma loro vengono qui pensando di diventare Balotelli, capite? Loro vengono qua e dicono: ah, io diventerò come Balotelli, cioè, che già non è sta grande cosa. Sì, però in ogni caso non muore di fame Balotelli, non muore di fame neanche in Africa, almeno quando dipende dalle zone, però non è che l'Africa sia tutto un cumulo di gente che muore di fame, cioè, in Africa se hanno i soldi per venire qui e dare 1.000, 2.000, 3.000 dollari o euro allo scafista, evidentemente proprio così malissimo. Sì, poi la si fa un po' semplice. Sì, no, certo, vabbè, è chiaro che guardano le nostre pubblicità, vedono patti, fighe, mini, va, capito? Dovremmo trasmettere, anziché nella Brianza, che comunque ormai è diciamo colonizzata, dovremmo fare delle trasmissioni sul Nord Africa qua da Radio Padania Libera. Sì. Voi dovreste finanziare la radio e permetterci di trasmettere in Nord Africa e dissuadere, diciamo, gli la amici. gente ci va anche sì, no, facciamo una trasmissione in lingua marocchina, però io lo troviamo, sai che c'è non su ho... Azbai. Esatto. Tu chiama, fai. Io penso alla musica, ti autorizzo anche se non ho alcuna, tu hai tutta non ho alcuna autorità, ma però sei autorizzato, è la mia benedizione. Morale. La tua è un'autorità scatologica. Ci pago l'affitto con l'autorità morale. Devi dirlo all'amministratore, lei non coglie la mia aura scatologica di autorità? Anche voi fatelo a casa, provate a casa, poi fateci sapere. Prendiamo le ultime telefonate di questa parte di Rebelot. Pronto? Ciao Giuseppe da Belluno, ciao ragazzi. Ciao Giuseppe. Allora un piccolo commento intanto a Balotelli, ma secondo voi Balotelli si sente italiano? Pur essendo cresciuto in Italia, avendo avuto i genitori italiani, secondo voi si sente italiano? Bisogna chiederlo a Balotelli, Giuseppe, mi dispiace, non riesco a essere interprete del pensiero. No, ma aveva di detto delle cose sui fratelli, mica i fratelli, che non si capiva bene, quindi a me non me ne frega niente. Infatti, andiamo avanti. Guarda, io sono interista, cioè per me lui è calcisticamente defunto. Io da milanista posso dire la stessa cosa, vedi? E comunque tutti quanti guferemo il 6 giugno ti fanno la squadra indipendentista, ma questa è un'altra faccenda che rischia di agitare Vespai, che noi non vogliamo agitare. Seguite la pallanuoto, esatto. Più bello. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, come si chiama? Mi chiamo Ivana da Busto Arsizio. Ciao Ivana. Sono una conterranea del ministro Renzi, primo ministro Renzi, e posso dire che so benissimo che il PD ha le mani sulla mia città. Mi vergogno di essere toscana. A proposito dell'immigrazione selvaggia che c'è, noi bisogna, secondo me, cominciare a non pagare più le tasse sulla casa innanzitutto, perché io mi rifiuto di mantenere questa gente nulla facente. Io mi rifiuto, e come me dovremmo cominciare tutti come prima cosa a non pagare la tassa sulla casa.
Quando il governo avrà meno soldi forse accoglierà meno profughi, che profughi non sono. Grazie mille Ivana, grazie mille, una fiorentina a Busto Arsizio, e con questa testimonianza che abbiamo trasmesso chiudiamo questa parte di Rebelot con una bella canzone tedesca che ha portato Di nostro... Repubblica di Weimar. Sì, come si chiama questa bella canzone Di tedesca? Olia Trainer Cavalier. Bravo pagliaccio italiano, ma andiamo bella Mangi canzone baffi, tedesca, mangi bravo. pasta asciutta.